tutti, sono Temos Giorgio, questo è il mio canale Ligurian Fishing Adventure. Per chi segue il canale sa che uno dei miei grandi desideri per il canale, per chi segue il canale di pesca, è creare una serie di video dedicati a chi si avvicina alla pesca, in particolare nella pesca a fondo. Quest'oggi inizieremo con il primo video dedicato a che cosa acquistare per iniziare a pescare a fondo. Mi trovo qua a Cherasco, in provincia di Cuneo, nel bellissimo negozio di Tutto Pesca, che mi aiuterà a mettere insieme un blocco pesca per iniziare a pescare a fondo. Quindi vediamo il primo video per aiutare i neofiti per la pesca a fondo. Quest'oggi mi trovo nel bellissimo negozio di Tutto Pesca in provincia di Cuneo e ne approfitto per rispondere a una vostra domanda che mi fate spesso e volentieri: con quale attrezzatura iniziare a pescare a fondo? Quest'oggi ho la possibilità di farvi vedere tanto materiale di buona qualità e allo stesso tempo economico, e lo vediamo un attimino qua insieme. Allora, iniziamo con canne e mulinello, che sono le parti un po' più importanti, tra virgolette, dell'attrezzatura. Vi farò vedere dell'attrezzatura che ho scelto io nel negozio. Non è che per forza dovete iniziare a pescare con queste canne e mulinello di questa marca. L'ho scelta io nel negozio per farvi vedere qualcosina di un'ottima qualità a un buon rapporto prezzo. Iniziamo immediatamente con una canna telescopica. Per chi inizia a pescare io consiglio delle canne telescopiche e non tre pezzi. Non fatevi fuorviare dai video che vedete su internet. State iniziando a pescare, iniziamo dalle basi, da qualcosa di semplice. La Trabucco ha fatto una bellissima canna che si chiama Andromeda, una 4 metri, 150 grammi, telescopica come vi dicevo. Una 150 grammi ci permette di lanciare dai 50 grammi con mare calmo, agli 80 grammi, fino ai 100 grammi, fino ai 125 grammi, quindi abbiamo la possibilità con un solo attrezzo di affrontare più situazioni diverse. Per di più, una canna come questa noi la possiamo utilizzare in spiaggia, in porto, in scogliera, in diverse situazioni, quindi è una canna super duttile, si può utilizzare in tanti spot diversi, quindi con una canna sola possiamo affrontare più situazioni. Allora, quindi abbiamo visto canna per iniziare a pescare a fondo, Andromeda, Trabucco. Adesso vi dirò anche un attimino i prezzi in maniera indicativa, non precisi, per farvi avere un'idea poi e finale anche della spesa, che non sarà una spesa gigante perché stiamo iniziando a pescare, non abbiamo bisogno di attrezzi particolarmente costosi o incredibili. Una canna del genere già con una sessantina di euro riusciamo a portarcela a casa. Quindi canna l'abbiamo vista, passiamo a mulinello. Mitchell MX Surf 7000, lo vediamo bene nel dettaglio qua. Anche questo è un mulinello che io ho scelto in negozio in maniera molto personale, non dovete per forza scegliere questo mulinello. Ho scelto un mulinello però che ha una grandezza tale da poter essere abbinato alla nostra canna e bilanciarla in maniera adeguata. Stiamo pescando a fondo, un 7000, tra l'altro molto interessante perché questo mulinello ha anche una bobina di scorta, cosa che non tutti i mulinelli di fascia, diciamo, media hanno. Una bobina di scorta è molto importante perché magari la prima bobina che carichiamo, la carichiamo appunto, come andremo a vedere, con uno 0,25 per pescare dalla spiaggia. La seconda bobina, se ci piace pescare dal porto, se ci piace pescare in scogliera, la possiamo caricare con un filo un po' più grande, con un diametro più grande, non lo so, uno 0,35, uno 0,40. Quindi questo mulinello della Mitchell, che tra l'altro è appena arrivato, MX Surf 7000, una grandezza adeguata per la pesca che dobbiamo fare. E anche qua siamo su una sessantina, una settantina di euro, non è una spesa super esagerata, quindi con meno di 150 euro ci portiamo a casa già canna e mulinello, che non è poco. Allora, finiamo un attimino col parlare della cosa principale, fondamentalmente, oltre il peso. Magari cercate di vedere
e cercare un mulinello che non abbia un peso eccessivo che possa sbilanciare la canna. Cosa importante è vedere la capacità della bobina. Un mulinello del genere può tenere già 440 metri di 0,30, che è già molto per un mulinello, quindi va benissimo. Ricordiamoci quindi, un mulinello di un peso adeguato per non sbilanciare la canna. Quindi canna e mulinello li abbiamo visti. Allora, abbiamo visto canna e mulinello, immaginiamo di essere ormai in pesca. Dove appoggiamo la nostra canna? Su un treppiede. Qua io ve ne ho scelto uno base, un treppiede molto semplice. Non ricordo, questo video è dedicato a chi inizia a pescare, quindi non importa se vedete un attrezzo che non hanno in tanti o comunque che si ritiene poco costoso, l'importante è che sia funzionale. Un treppiede del genere, quando ho iniziato io a pescare, esisteva solo questo treppiede, non esistevano altri treppiedi da spiaggia, quindi un treppiede del genere con 20 euro ce l'abbiamo. Quindi canna, mulinello, treppiedi, queste le parti più grandi, diciamo, della nostra attrezzatura. Andiamo a vedere un attimino invece la nostra cassettina. In negozio ho scelto una cassettina base, che costa una decina di euro, non costa assolutamente niente. L'importante è che abbia abbastanza compartimenti, nel senso che dove possiamo mettere i nostri aghi, dove possiamo mettere i nostri piombi e tutta la minuteria che andremo a vedere adesso nel dettaglio. Vista l'attrezzatura grande, chiamiamola così, vediamo un attimo la minuteria. Che cosa ci serve? Allora, sicuramente dovremo scegliere il filo per il nostro mulinello. Ripeto, è una scelta personale che io ho fatto stamattina in negozio, non dovete per forza scegliere questo. Per iniziare a pescare a fondo io consiglio magari di iniziare con uno 0,25. Uno 0,25 ci permette di lanciare piombi di fino a 60-80 grammi senza spaccare, se non fate lanci super potenti, e pescare a beach leggering, a fondo normale. Quindi un filo per il nostro mulinello ci servirà, che se siete in un buon negozio come questo il negoziante vi caricherà gratuitamente. Un secondo filo che invece ci servirà per i terminali. Io adesso ho scelto questo filo della Trabucco, che è un ottimo filo con un'ottima qualità prezzo, e ho scelto in maniera indicativa uno 0,24. Uno 0,24 ci permette di pescare sia con acqua pulita che con acqua sporca, con un po' di mare, senza ingabbugliare. Ma ovviamente poi sceglierete voi il diametro a seconda della pesca che andrete a fare. Quindi filo per il mulinello, filo per il terminale, e andiamo un po' nel dettaglio. Stiamo pescando a fondo. Che cosa ci serve se non i piombi? Io vi consiglio inizialmente di comprare tanti piombi di grammatura diversa, ma per il semplice fatto che dovete abituarvi a utilizzare la canna che avete comprato. Anche se c'è scritto 150 grammi, non andremo mai a pescare al limite, soprattutto per chi è principiante. Quindi comprate magari qualche grammatura diversa, non lo so, 2 piombi da 50, 2 da 60, per fare un po' la mano sull'attrezzo e soprattutto per andare ad avere delle grammature diverse a seconda del mare che andate ad affrontare, perché a seconda del mare troveremo correnti differenti e situazioni diverse. Piombi, poi cosa ci servirà? Delle perline. Cosa servono le perline? Quando noi facciamo la montatura per la pesca a fondo, e vi farò un secondo video, vi farò vedere delle montature base per chi inizia a pescare, il piombo, per non farlo andare in battuta direttamente sulla girella, si mettono delle piccole perline da fare da ammortizzatore, nel senso che il piombo, invece di battere sul nodo della girella, va a battere sulla nostra piccola perlina che fa da ammortizzatore. Quindi piombi, perlina, girella. Poi per chiudere, io consiglierei per chi inizia a pescare di partire con 2 tipologie di ami, nel senso che abbiamo una palletta a gambo lungo, sottile, e un becco d'aquila. Sono 2 ami completamente diversi. La palletta lunga ci permette di innescare dei vermi anche sottili, e un becco d'aquila magari ci permette di fare degli inneschi anche sul naturale,
per chi volesse provare i conchiglioni, murici o altri esche un po' più grossolane, va benissimo un becco d'aquila. Mentre se vogliamo andare già sul sottile, volete provare a innescare i primi vermi magari della renicola, della coreana, vi servirà qualcosa di sottile. Quindi 2 bustine di ami differenti, di tipologie differenti, saranno a caso nostro. Okay? Poi 2 attrezzi da non dimenticare. Io adesso non vi ho messo le forbici perché le do per scontato. Lo slamatore, in caso dovessimo prendere qualche pesciolino che diciamo ha ingoiato, non so come slamarlo, lo slamatore lo si fa passare sul terminale finché non raggiungiamo l'amo, tiriamo e viene via. Gli aghi, non ci dimentichiamo gli aghi perché qualsiasi tipo di innesco, soprattutto nei vermi, ci servirà l'ago per innescare. Quindi abbiamo visto canna, mulinello, treppiedi, cassettina, un po' di minuteria e fili. Direi che con meno di 200 euro la nostra prima attrezzatura per iniziare a pescare a fondo, per chi vuole iniziare da amatore, è presto fatta.